L'idea, a dire la verità, non è nuova, nel senso che questa tipologia di evento veniva fatta qui da anni. Chiaramente quest'anno è stata fatta in maniera un po' particolare, stante le condizioni pandemiche. A dire il vero eravamo in dubbio fino all'ultimo se proseguire o meno con questo tipo di evento, poi valutando il fatto che comunque è tutto all'aperto, che comunque non c'è un numero così importante di persone presenti, insomma ce la siamo sentita di procedere e di proseguire lo stesso. Sta andando tutto bene, anzi direi benissimo, l'affluenza è buona. Ecco, devo ringraziare principalmente tutte le associazioni che hanno collaborato, non ne cito una per non dimenticarne altre, e sicuramente le scuole, gli insegnanti delle scuole primarie e i bambini delle scuole primarie che hanno intrattenuto inizialmente il pubblico, e i giovani accordi che anche loro si sono esibiti e si stanno tuttora esibendo con i loro brani. Allora, oltre le esibizioni dei bambini, ci sarà l'arrivo di Babbo Natale, più tardi ci sarà il lancio dei palloncini con i nomi dei bambini sempre delle scuole elementari, c'è un laboratorio artistico, di laboratori artistici, c'è una cantastorie, gli alpini cucinano e distribuiscono poi le castagne, c'è un piccolo rinfresco del brulè. Abbiamo cercato di creare un clima di festosità in uno spazio più ampio possibile, in modo da far stare la gente appunto distaccata e evitare assembramenti. Sì, allora noi di Giovani Accordi siamo una scuola di musica che opera da tantissimi anni qui nel territorio, e come associazione, perché è un'associazione di genitori, portiamo proprio la cultura musicale nel paese e anche nei paesi dei dintorni, quindi il nostro augurio veramente per tutti è quello di ritornare in sicurezza, ovviamente, a fare musica e a portare l'arte e la cultura nei nostri luoghi. Facciamo musica proprio a tutte le età, d'accordo? Quindi ci sono i bambini piccolissimi di 4 anni fino agli adulti che fanno parte della banda del paese, della banda cittadina, della Refrontolo Band, e quindi il nostro augurio è proprio che la musica entri nelle case e nei luoghi del nostro territorio il più possibile. Ecco. Allora, l'iniziativa in realtà è un'iniziativa della Prolocco locale, che poi col tempo è passata in mano prima al gruppo giovani di Refrontolo e negli ultimi appunto 2 anni alla consulta dei bambini. Quindi sono coinvolti in primis i 7 bambini della consulta, che sono votati nella classe 4ª e 5ª primaria Tito Minniti, e poi vengono coinvolte tutte le associazioni grazie a loro, e anche tutti i bambini della scuola primaria Tito Minniti, appunto, grazie all'aiuto delle maestre e al loro contributo.